Vivi Veneto, Casa del Cittadino, Regione del Veneto. Vediamo innanzitutto come caricare l'app Vivi Veneto. Un'app, cioè un'applicazione, è un programma che si può scaricare e utilizzare per aggiungere funzionalità nuove al proprio smartphone. Il modo più semplice è aprire il sito dedicato www.viviveneto.it e lì cliccare sul pulsante adatto del proprio smartphone. Play Store sulla maggior parte degli smartphone Android. App Store su iPhone, iPad. Una volta entrati nello store, basterà cercare l'app digitando Vivi Veneto. Poi basterà avviarne il download mediante l'apposito pulsante, quello con scritto Installa oppure Ottieni. Fatto questo, partirà l'installazione vera e propria dell'app Vivi Veneto. E adesso una breve guida all'utilizzo. Una volta avviata l'app, cliccando sull'icona, si potranno esplorare i servizi digitali della Regione del Veneto, quelli dell'amministrazione, quelli della salute, quelli del turismo. Naturalmente per molti dei servizi dell'amministrazione e della salute bisognerà autenticarsi attraverso SPID o CIE per la protezione dei dati sensibili. Vediamo adesso più nello specifico. Questi i servizi pubblici digitali della Regione e dei comuni aderenti al progetto, che avrai a disposizione facendo tap toccando la voce Amministrazione. Un canale comunicativo tra te e gli enti pubblici. Qui invece potrai richiedere, rinnovare o duplicare il contrassegno unificato disabili europeo CUDE Pass Blu. In gestione targhe potrai operare per l'accesso alla ZTL, alla gestione targhe associate al CUDE. Qui, come cittadino o impresa, troverai tutti i servizi riguardanti il bollo auto per consultare l'archivio pratiche e fare una richiesta, pagare il bollo, avere informazioni e avvisi di accertamento e scadenze e tanto altro. Qui potrai trovare un comodo archivio consultabile online delle tue domande presso enti della pubblica amministrazione. Alla voce Filo diretto avrai la possibilità di segnalare problematiche che ritieni importanti ai comuni aderenti. Qui, infine, avrai la possibilità di richiedere un appuntamento ai comuni aderenti. La sezione Salute riguarda invece tutti i servizi sanitari per la tua salute. Alla prima voce potrai cercare il pronto soccorso più vicino e controllare anche l'affluenza in quel momento di qualsiasi ospedale. Qui invece potrai visualizzare e scaricare i referti e documenti relativi alla tua salute prodotti dalle USL della Regione. Qui avrai sempre a tua disposizione la tua storia clinica ovunque sarai. E sempre qui potrai visualizzare le prescrizioni specialistiche, prenotare visite ed esami nelle USL della Regione. Potrai scegliere o cambiare il tuo medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta. Potrai visualizzare e scaricare certificati, quello vaccinale e il Green Pass. E nella sezione sul turismo, infine, avrai a portata di clic il programma con tutti gli eventi della Regione, le mostre, lo sport, le fiere, tutti i percorsi, le mappe, le attività di outdoor possibili in Regione. Sentieri tematici, escursioni, camminate, trekking, alpinismo, trail running, road e mountain bike, tutto lo sci, le ciaspolate e le passeggiate sulla neve. Qui la possibilità di scoprire e conoscere meglio la Regione del Veneto, cosa fare e come organizzare i tuoi viaggi. E poi il portale Cultura Veneto, per scoprire insieme i percorsi, i luoghi e gli eventi della cultura nella nostra regione. E ancora tutte le strutture ricettive in regione, gli hotel, i bed and breakfast, i campeggi, i rifugi, tutte le tipologie, le categorie, le località. E infine, a disposizione in Vivi Veneto, anche un canale diretto di comunicazione per esprimere le proprie esigenze o valutazioni come utenti di utente, per contribuire oggi a migliorare i servizi attuali e un domani a implementare la app Vivi Veneto con altri servizi.
La Regione del Veneto è sempre e ovunque con te e ti semplifica la vita. Un servizio a cura dell'assessorato all'agenda digitale.